C'è tanta solidarietà, c'è tanto sociale in questa nuova puntata di Cronache Trevigiane e cominciamo allora a raccontarvi di un'iniziativa di queste ore in cui è stato dato un riconoscimento pubblico a tutti gli atleti paraolimpici del Veneto. Per loro la straordinarietà è proprio essere trattati come persone normali. Vediamo il servizio. Oltre 300 invitati e una grande festa dello sport alla Polisportiva Terraglia a Mestre per salutare e ringraziare gli 11 valorosi atleti veneti rientrati dalle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Una festa promossa dal Comitato Italiano Paralimpico, rappresentato dal presidente nazionale Luca Pancalli e dal regionale Ruggero Vilnai, per sottolineare la grande stagione vissuta dal movimento e la straordinaria passione con cui sono stati seguiti gli eventi delle Paralimpiadi. Dalle Paralimpiadi a oggi sono passati 2 mesi, davvero 2 mesi eccezionali. Gli atleti sono contenti, sono sempre impegnati. Oggi li abbiamo quasi tutti qui, è difficile averli perché hanno già un sacco di impegni. E quindi stiamo avendo anche grazie a questi risultati, questa visibilità che ha avuto le Paralimpiadi e non solo risultati agonistici, stiamo avendo da molti disabili veneti richieste di poter iniziare a fare una qualsiasi attività sportiva e credo che questo sia il risultato più importante. Guest star dell'evento ovviamente Bebe Vio, che dopo i successi in terra brasiliana e la visita alla Casa Bianca rientra nella sua dimora sportiva, la Polisportiva Terraglia appunto, dove la fiorettista trevigiana svolge la preparazione atletica. Il Brasile è stato veramente benissimo, la cosa più bella ovviamente è la gara a squadre e la nostra squadra in particolare. Io stesso ho fatto quei risultati è solo grazie alla mia squadra. Le ultime Paralimpiadi sono state un successo per il Veneto.